Dove sei stato oggi? Sono stato in centro a Udine. E che cosa c'era? C'erano i giocatori di pallacanestro. Ah, la pallacanestro. Sì, e che cos'è la pallacanestro? È un gioco, ci sono dei ragazzi che cercano di tirare una palla dentro un canestro. Ah, ho capito, per questo si chiama pallacanestro. Sì, proprio per questo. E poi che cosa hai fatto? Siamo stati a mangiare un gelato. Qual è il tuo gusto preferito di gelato? Il mio gusto preferito di gelato è topino. No, non si può mangiare il gelato di topino. Devi scegliere tra altri gusti. E ad esempio? Caffè, meringata, Malaga. Non c'è niente che mi attiri tra queste cose qui, io si vede che ho altri gusti. E dopo che cosa hai fatto? Dopo ho visto che c'era un gruppo di skaters. Skater? Cos'è skater? Sono i pattinatori. Ah, ma che bello! Anch'io vorrei andare sui pattini. Sì, è molto bello, ma devi metterti il casco perché si rischia di cadere. E che cosa succede se cadi? Ti prendi una capocciata, naturalmente. Una capocciata, che ride! Ma io non mi prendo le capocciate perché io so anche volare. E allora se sai volare farai delle altre cose, non andrai sui pattini. Vero. Allora è stata una bella giornata. Sì, una discreta giornata, devo dire la verità. Poi c'erano anche dei musicisti che suonavano la musica classica. Musica classica? Che cos'è la musica classica? È una musica ma che domande fai? Non so dire cos'è la musica classica, è una musica che si suona nel conservatorio. Che cos'è il conservatorio? Il conservatorio è una scuola dove si impara a suonare la musica classica. Ma vabbè, insomma, quando ti faccio una domanda non sai mai spiegarmi bene. Ma sì che so spiegarti bene. Musica classica non è rock, non è rap, non è il folk. E poi che cosa hai visto anche? Ho visto un gruppo di signori che ballava il sirtaki. Che cos'è sirtaki? È la danza di Zorba. Ed erano bravi? Sì, erano bravi perché è una danza che comincia piano e poi va avanti molto veloce. Ah, allora un'altra volta magari mi spieghi, la possiamo ballare io e te? Sì, non è così facile però, sai. E la imparano quelli che sono stati a fare le vacanze in Grecia. Oh, benissimo, questa è stata una storia davvero interessante. Ciao Tinut! Ciao Lisetta.